fanghi previsti dall'impianto. L'impianto tratterà 60.000 tonnellate di fango all'anno, come indicato all'interno della richiesta di autorizzazione, quindi il quantitativo massimo autorizzato, per cui è richiesta l'autorizzazione che potrà essere trattato dall'impianto è pari a 60.000 tonnellate all'anno di fanghi. Saranno fanghi provenienti da tutta Italia? Mi sembra che abbia già risposto a questa domanda Acque Venete e Viveracqua. In ogni caso no, non si prevede di prendere fanghi da tutta Italia, si prevede di prendere i fanghi sicuramente dal territorio, quindi in particolare la proposta è legata ai fanghi provenienti da Acque Venete e da quelli che sono gli altri gestori del servizio idrico, quindi altre società pubbliche che partecipano al consorzio di Viveracqua, per quelle che sono le quantità appunto prodotte sul territorio della regione Veneto, che produce una quantità di fanghi che è assolutamente superiore a 60.000, quindi è in grado di saturare la capacità richiesta. L'impianto tratterà anche fanghi industriali. L'impianto tratterà fanghi da depurazione civile, che hanno un codice ben definito all'interno dell'istanza, tratterà potenzialmente fanghi derivanti dall'industria agroalimentare, quindi quello di cui parlavamo prima, trattamento lavaggio di verdure, la produzione casearia o le vinacce di cui parlavamo poco fa. Questi sono fanghi che sono assolutamente analoghi a quelli che sono i fanghi di depurazione civile, quindi ne è prevista la possibilità di ritiro all'interno dell'impianto. Nell'autorizzazione c'è un codice che abbiamo visto che ha dato qualche dubbio, che è il 190812, che si riferisce ai fanghi che derivano dal depuratore interno all'impianto, perché l'impianto nella sua prima fase è la rimozione dell'acqua dai fanghi, l'acqua viene poi trattata dall'impianto di depurazione biologica che produce un fango, esattamente come quello che è un fango prodotto da un impianto di depurazione civile. Quel fango lì chiaramente non si porta fuori, non avrebbe senso dal punto di vista ambientale, viene trattato dall'impianto stesso, chiaramente se ha le caratteristiche per essere trattato, quindi quel codice che è legato a un fango industriale è perché l'impianto è un'industria, quindi i propri fanghi li tratta direttamente al suo interno. Non è previsto il conferimento di fanghi industriali di altro tipo, non avrebbe neanche senso dal punto di vista del processo. Poi, nelle emissioni gassose ci saranno anche PFAS. È stato svolto, l'azienda GSS ha commissionato al Politecnico di Milano e a un laboratorio accreditato, che è il laboratorio chimici Stante, una campagna di analisi da eseguire presso l'impianto di Saint-Étienne, che è assolutamente analogo al progetto di Loreo, assolutamente analogo, in realtà ha delle parti in meno rispetto a di Loreo. L'impianto di Loreo ha anche dei presidi sulla linea fumi aggiuntivi. In ogni caso è stato fatto dal Politecnico di Milano questo studio, campionando i fanghi in ingresso e le emissioni in atmosfera di ceneri prodotte, e ha fatto un bilancio di massa su quello che riguarda i PFAS in ingresso all'impianto, e che sono assolutamente analoghi in termini di concentrazione a quelli che sono prodotti all'interno dei gestori del servizio idrico della regione Veneto. Il bilancio di massa ha mostrato a camino l'emissione sotto il limite di rilevabilità, quindi no, con assenza di PFAS a camino. È stato fatto secondo le metodiche chieste da ARPA Veneto. ARPA Veneto ha elaborato un protocollo che è stato poi rispettato dal Politecnico di Milano, che ha supervisionato, e dalla società che ha effettuato le analisi. Esistono impatti significativi sulla salute. È stato effettuato, perché è richiesta una normativa, uno studio di impatto ambientale che fa parte della documentazione presentata all'interno del procedimento di PAUR, che al suo interno ha la valutazione di impatto ambientale, cioè quella per cui gli enti valutano quali che sono gli impatti sul territorio appunto dell'impianto. Lo studio di impatto ambientale riguarda tutte le componenti ambientali e non solo, quindi anche la salute pubblica. All'interno dello studio di impatto ambientale si mostra, chiaramente non delle ipotesi solamente di esercizio standard di funzionamento, ma delle ipotesi limite, quindi degli scenari molto cautelativi, che gli impatti sul territorio sono assolutamente sotto a qualsiasi limite previsto dalla normativa vigente per quello che ne riguarda la compatibilità. Questa ho già risposto, ma rispondo comunque. Esistono impatti significativi su ambiente e aria. Chiaramente all'interno delle componenti valutate nello studio di impatto ambientale ci sono anche le componenti legate all'aria o tutte le altre componenti ambientali. Anche in questo caso tutti quelli che sono i risultati dimostrano il rispetto di tutti quelli che sono i limiti di compatibilità posti nella normativa vigente, che poi sono chiaramente parte studiati, sono valutati dagli enti all'interno della conferenza di servizi. Visto che è tutto pubblico. Come vengono controllate le emissioni dell'impianto? L'impianto ha due camini, all'interno avrà due camini,
camini nei quali sono presenti dei sistemi che si chiamano SME, cioè dei sistemi di controllo in continuo di quelle che sono le emissioni, quindi continuano a campionare le emissioni a camino e continuano a verificare che le stesse siano sotto i limiti autorizzati. Sono dati pubblici che devono essere messi a disposizione di tutti quelli che sono gli enti, che sono controllati, sono registrati e devono essere per forza messi a disposizione, appunto, e quindi verificano quelli che sono il rispetto dei limiti alle emissioni. L'impianto sorgerà all'interno del parco del Delta del Po. L'impianto, qua si parla della transition zone. La transition zone è una zona all'interno della denominazione MAB UNESCO dell'area, che non è tutta la stessa cosa, ma è divisa in più zone, appunto. La transition zone, appunto, in 3 zone. La transition zone, dove è ubicato, dove sarà ubicato l'impianto, dove lo è da progetto, non ha come vincolo, non ha vincoli escludenti circa l'ubicazione di questa attività. Anche perché nel 97 che siamo di 2 lì, quindi vabbè. Sì, poi i vincoli non sono posti da noi chiaramente, né dal Comune di Loreo, in realtà sono posti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. Quindi la Regione Veneto ha emanato un piano, si chiama piano regionale di gestione dei rifiuti, all'interno del quale ha evidenziato tutti quelli che sono i vincoli per le aree idonee o non idonee per l'ubicazione dell'impianto. Chiaramente se non è rispettato un vincolo non si può fare l'impianto, non ci sono vincoli posti dal piano regionale di gestione dei rifiuti sull'area di progetto, anche questo che viene valutato dalla conferenza di servizi. Quali sfide pone lo smaltimento di fanghi di depurazione civile? Anche a questa cosa ha risposto sia Acquaveneto che Viveracqua. C'è sempre una produzione in crescita di quello che sono le quantità di fanghi, non c'è di fatto impiantistica all'interno della regione Veneto, mentre altre regioni d'Italia hanno degli impianti che sono stati autorizzati. In Lombardia ce ne sono già 4 autorizzati, in regione Piemonte si sta chiudendo un'autorizzazione, in altre zone d'Europa ci sono impianti utilizzati. In Svizzera è obbligatorio mandare a combustione i fanghi, non si può fare nient'altro, per legge bisogna portarli a combustione. Solo i combustione. A Zurigo infatti esiste, anche nei paesi del nord, solo combustione. Esatto, per legge proprio. A Zurigo esiste un impianto che si occupa di quello, perché non si può portare il fango verso un'altra parte se non la termovalorizzazione, tra l'altro con la medesima tecnologia dell'impianto proposto per l'Oreo, quindi ci sarà e non c'è neanche un tendenziale che si riduca questa produzione di fanghi? No, anzi tendenzialmente sarà in aumento, ma dopo le direttive comunitarie, come giustamente ricordava sia lei che il signor Cornadiera, la tendenza sarà quella dell'aumento dei prezzi, è un gioco di mercato, non ce ne fa. Chiaramente alternative di tipo il conferimento in discarica sono palesemente meno sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre al fatto che le discariche non hanno spazi per quello che riguarda il conferimento già dei rifiuti presenti, figuriamoci di quelli che sono i fanghi. Lo spandimento dell'agricoltura è una tecnica che, per quello che riguarda le ristrettezze aggiuntive che sta portando la normativa italiana e europea, di fatto diventa sempre più difficile da effettuare se non per fanghi di altissima qualità. Quindi di fatto la sfida è trovare una soluzione che sia sostenibile e gestibile dal punto di vista tecnologico, che non sia rappresentata dalla discarica dallo spandimento, e qua non c'è nessuna invenzione, è quello che viene fatto nelle altre regioni d'Italia e negli altri paesi europei. Mi rispondo da solo prima di vedere la slide. Quali soluzioni indica l'Unione Europea? L'Unione Europea entro il 2035 ha posto sostanzialmente l'impossibilità di smaltire rifiuti in discarica, o comunque il conferimento degli stessi in discarica in una piccolissima percentuale, quindi quote residue. La soluzione che viene posta proprio dall'Unione Europea sui fanghi di depurazione è quella dell'ossidazione termica. Perché? Perché questa dà la possibilità di effettuare appunto proprio quella che si chiama economia circolare, quindi prendere un rifiuto, trasformarlo in una risorsa che produce energia termica e non solo, anche elettrica, per andare poi all'interno di quelle che sono le ceneri di combustione a dare la possibilità di recuperare il fosforo secondo la direttiva europea su quello che riguarda appunto la gestione dei fanghi. L'impianto di Loreo sarà un inceneritore? Di fatto no, perché esistono delle definizioni all'interno della normativa. Un inceneritore è un impianto che non fa recupero energetico, mentre un ossidatore termico, in questo caso come quello del progetto, è un impianto che recupera l'energia che va a produrre all'interno del proprio processo industriale, o potenzialmente andare a cederla a quelli che sono
terzi se fosse in esubero. L'energia termica è quella principale all'interno chiaramente di questo processo.